il San Paolo Ostiense per centrare il primo successo in casa. La Red Tigers invece per ritornare alla vittoria. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti! Va in scena la sesta giornata del girone B. Calcio d'angolo per i padroni di casa. Parte il cross, Bernardini, tocca ma non basta. Chiominto in qualche modo per Tassi che palleggia e carica la conclusione, destro. Fuori misura, corner per la Red Tigers. Arriva il cross, Tassi, ancora, non inquadra la porta. Petri recupera un buon pallone sulla sinistra, serve in avanti Bernardini che fa bene la sponda per Pecorella che carica la conclusione. Finisce però fuori, quarto minuto sul cronometro della ripresa. Lunga rimessa di Grassi a trovare Chiominto, di testa, spedisce a lato. Corner per gli ospiti che stanno aumentando i giri del motore. Arriva il traversone, Chiominto non riesce a segnare. Paciaroni dalla sinistra, rientra Paciaroni, Alfieri salva sulla linea di porta. Punizione per il San Paolo Ostiense. Parte il mancino di Stoppini, sinistro che termina tra le braccia di Vilcu. Paciaroni, serve Prior che va alla conclusione, risponde Zaccardi. Recupero del secondo tempo, intanto qui Rota sfonda la difesa avversaria. Rota in pieno recupero, Rota porta avanti i suoi, è 1-0. Finisce qui, il San Paolo Ostiense vince 1-0 contro la Red Tigers.